Buongiorno, benvenuti al TG Sicilia, alle principali notizie. Messina Denaro sepolto tra grandi misure di sicurezza nell'indifferenza della sua Castelvetrano. Al cimitero solo la figlia e pochi altri parenti. Gli investigatori hanno in mano chiavi del boss, forse di un appartamento segreto. Lutto cittadino a Pantelleria per la morte di Annelisa, data alle fiamme dal compagno arrestato e gravemente ferito. Stasera marcia silenziosa degli isolani contro la violenza sulle donne. Sesso e soldi in cambio di viaggi in Europa. Smantellato dalla polizia un gruppo criminale internazionale specializzato in viaggi per migranti. Inchiesta a Catania e Genova. Il ministro Musumeci: l'Italia non ha un piano adeguato per il rischio sismico, anche i cittadini possono contribuire diventando volontari della protezione civile. Verde pubblico, gioie e dolori per i catanesi, riqualificato il Parco Madre Teresa di Calcutta, Villa Bellini sembra dimenticata tra lavori e degrado e ora c'è anche il rischio alberi. Strade sporche, al buio e poco sicure, la Mazzarona è in stato di abbandono, siamo dimenticati, è il grido d'allarme che lancia il parroco del popoloso rione di Siracusa. Bentrovati. Messina Denaro, tumulazione blindata a Castelvetrano, solo pochi familiari attorno alla bara, tra loro 2 sorelle e la figlia Lorenza. La salma è arrivata al cimitero alle 8:10 di questa mattina. Marco Gullà. Il carro funebre con all'interno la salma del boss Matteo Messina Denaro arriva al cimitero di Castelvetrano alle 8:10. Ad attenderlo ci sono i parenti strettissimi, gli altri sono tutti arrestati. Le 2 sorelle, Giovanna e Bice, le nipoti, tra cui Lorenza Guttadauro, che è stata anche la sua legale, poi la figlia Lorenza, riconosciuta proprio sul letto di morte, e infine il fratello Salvatore, che in mano ha un mazzo di fiori. L'ultimo viaggio del padrino, il carro funebre partito ieri sera dall'obitorio dell'Aquila ha viaggiato per tutta la notte attraversando l'Italia. Al cimitero arriva da strade laterali, lontano dal centro città. La tumulazione nella cappella di famiglia è durata circa mezz'ora. Alle 9 di mattina i parenti che hanno assistito all'interno del cimitero, blindatissimo per l'occasione, erano già andati via. Nessun funerale, nessun prete, una fine anonima per il boss che ha seminato morte e distruzione. Messina Denaro, tra l'altro, nelle ultime settimane, affetto da tumore al colon e dopo l'aggravarsi della malattia, avrebbe anche rinunciato al cibo e avrebbe chiesto di essere soltanto idratato. Col tumore al colon avrebbe potuto ancora convivere, anche se non per tantissimo, e quasi certamente, ma lo certificherà l'autopsia che si è svolta in queste ore, a stroncarlo potrebbe essere stato proprio il deperimento determinato dalla denutrizione. Si chiude una pagina nera per la nostra isola, ma la partita non è affatto chiusa. Gli investigatori sono ancora al lavoro per individuare chi ha protetto il boss nei suoi 30 anni di latitanza. Messina Denaro, in questa tomba, non si è portato tutti i segreti di Cosa Nostra. Molti appunti sono stati trovati nei suoi covi. C'è anche un mazzo di chiavi in mano ai Ross che appartiene ad un appartamento finora mai aperto e che potrebbe custodire altre verità sull'ex Primula Rossa. Per Felice Cavallaro, giornalista profondo conoscitore della storia di Cosa Nostra, la borghesia mafiosa che ha coperto il boss per tanti anni va cercata tra i protagonisti della nuova economia siciliana. Eva Spampinato. Che ci sia un pezzo di Castelvetrano, di Campobello di Mazara, di tanti luoghi del Trapanese, ma purtroppo non soltanto del Trapanese, che ancora non si rassegnano a certificare la fine della mafia, questa è cosa certa. Ne abbiamo avuto un esempio nelle chat, quando tanti muovevano così con sentimenti di condoglianze nei confronti della famiglia. Non ha dubbi Felice Cavallaro, giornalista siciliano che conosce molto bene le dinamiche mafiose nei territori di Messina Denaro. Ci sono sfide in corso nelle città che lo ospitarono, tra chi rinnega la mafia e chi la accoglie ancora.
Ma Cavallaro, intervenuto a Buongiorno Sicilia, parla anche della borghesia mafiosa, dietro la quale si nasconde la nuova economia di Cosa Nostra. In questo humus si è ingrassata una certa borghesia mafiosa. L'impiegato comunale che ha fatto finta di non capire che la tessera di identità andava a una persona diversa da quella che aveva davanti, l'eolico, il fotovoltaico, cioè tutte le attività moderne, un'economia che scopre il nuovo, scopre il bio. Il capitolo conclusivo della storia di Matteo Messina Denaro si chiude con un finale aperto, un giallo, un mazzo di chiavi e la figlia ritrovata che acquisisce il nome, anzi il cognome del padre. Un mazzo di chiavi che non si sa quali porte, quali cancelli, quali cassaforte possono aprire. Finora, a tanti mesi dall'arresto, il tesoro non è stato trovato e temo che qualcuno cercherà di nasconderlo a lungo. In fondo anche la scelta che ha compiuto la figlia di Matteo Messina Denaro, Lorenza, che tutti avevamo pensato potesse diventare un modello, non per rinnegare il padre, ma almeno per indicare ai suoi coetanei la strada giusta, la strada dritta da percorrere e quindi non quella mafiosa. Poi invece è andata in ospedale all'Aquila, ha chiesto di diventare una Messina Denaro. Altre notizie: lutto cittadino a Pantelleria per la morte di Annalisa Fontana, data alle fiamme dal compagno. Il GIP del Tribunale di Marsala lo accusa di omicidio aggravato. Stasera l'Isola ricorderà la donna con una marcia. Laura Spanò. Per Orazio Bronzolino, l'operaio edile palermitano di 52 anni che nella notte tra venerdì e sabato scorso ha dato fuoco alla compagna Annalisa Fontana di 48 anni di Pantelleria, il GIP del Tribunale di Marsala ha disposto la misura cautelare in carcere. Bronzolino è chiamato a rispondere di omicidio aggravato. L'uomo, rimasto gravemente ferito al volto dal ritorno di fiamma e ha riportato ustioni di terzo grado anche a un ginocchio, al momento si trova piantonato dai carabinieri al civico di Palermo nel reparto ustioni. Le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento, si attende che il gonfiore alle palpebre si attenui per capire se l'uomo riporterà conseguenze alla vista. Per le ustioni invece al ginocchio non ci sarebbero problemi. La compagna Annalisa Fontana è deceduta dopo 3 giorni di agonia per le gravissime ustioni riportate sul 90% del corpo. Anche lei era stata ricoverata al secondo reparto di rianimazione Grandi Ustioni del civico di Palermo, dove però lunedì attorno a mezzogiorno è morta. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Dalle indagini condotte dai carabinieri è emerso che Onofrio Bronzolino, al culmine di una lite con la donna, le avrebbe versato addosso del liquido infiammabile, appiccando poi il fuoco e trasformando la vittima in una torcia umana. Tra i due pare però non ci sarebbero stati precedenti di maltrattamenti o di altri episodi di violenza. E intanto stasera alle 20:30 con partenza da Piazza Cavour si terrà una marcia silenziosa contro questo ennesimo episodio di violenza sulle donne. L'ha organizzata l'amministrazione comunale di Pantelleria guidata dal sindaco Fabrizio D'Ancona. Sarà una marcia senza alcun colore politico e a cui sono stati invitati tutti gli isolani. Stesso in cambio di viaggi. A Catania è stato sgominato un gruppo criminale che gestiva i movimenti dei migranti in Europa, cellule operative in Africa, Italia e Francia. Eva Spampinato. Una vera e propria agenzia di viaggi per stranieri, anzi per migranti, che volevano lasciare l'Africa per andare in Europa. Ma il costo del biglietto era molto alto e in alcuni casi non era nemmeno quantificabile in termini economici perché la merce di scambio era il sesso. La polizia di Catania e di Genova ha arrestato una banda internazionale che organizzava i viaggi in cambio di denaro, ma anche di prestazioni sessuali. Nelle conversazioni intercettate, infatti, i criminali si scambiavano pareri sulla bellezza e sul fisico delle migranti. Libia, Guinea, Costa d'Avorio, Tunisia e Marocco, Genova, Torino, Asti, Cuneo e Ventimiglia le città di riferimento della banda. Da 200 a 1.200 euro il prezzo del biglietto. In pratica l'organizzazione era in grado di garantire al profugo la realizzazione del suo progetto, dal paese di origine a quello di destinazione, passando per città di solo transito come in Italia. Treni, auto, bus, tutti i mezzi necessari per gli spostamenti venivano messi a disposizione, inclusi documenti falsi. Il migrante veniva seguito da vicino
cittadino dallo spostamento dal centro, cui veniva affidato in accoglienza dallo Stato italiano, fino al luogo dello sconfinamento. Veniva offerta anche ospitalità e poi la presa in carico da parte di alcuni membri della organizzazione una volta raggiunta la Francia. Le indagini sono partite dalla Sicilia seguendo una minorenne arrivata ad Augusta nel 2021. La ragazza, che si trovava in un centro del catanese, era fermamente intenzionata a raggiungere la Francia seguendo le indicazioni avute in Libia. Il terremoto ai Campi Flegrei ripropone il tema della fragilità del territorio nazionale e la Sicilia è particolarmente a rischio. Al convegno per i 100 anni dell'Ordine degli Ingegneri, il ministro della Protezione Civile Musumeci dice che occorre un piano adeguato. Ogni cittadino deve diventare volontario della Protezione Civile. Lorena Dolci. La terra trema ai Campi Flegrei, ricordando ancora una volta che l'Italia è un territorio vulnerabile e spesso devastato da terremoti, frane, crisi idriche. Dopo la spinta emotiva della catastrofe si spengono i riflettori, ha detto il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, ospite al Congresso Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri che festeggia 100 candeline a Catania. La nostra isola è particolarmente esposta al rischio frane, al rischio idrogeologico, senza parlare del rischio vulcanico e di quello sismico. C'è bisogno di programmazione, c'è bisogno di semplificare le procedure, questo a livello nazionale. Naturalmente abbiamo già lavorato a un disegno di legge per le ricostruzioni e stiamo lavorando a un disegno di legge per un piano nazionale di mitigazione del rischio sismico. Accanto all'impegno del governo serve però l'impegno di tutti, anche dei cittadini. Ma è la gente soprattutto che deve diventare volontario di protezione civile. Ogni cittadino deve capire che non serve affidarsi al fato. Prevenzione che parte dalle scuole. Il piano prevede anche un'ora settimanale di educazione al rischio. Il ministro respinge poi le polemiche sulla proposta di condono arrivata sul tavolo del governo. Se una finestra costituisce un abusivismo perché è allargata 10 cm rispetto al progetto, io sono perché quella finestra venga sanata. È chiaro che se parliamo di ville costruite in riva al mare o sul greto di un fiume o in zone di assoluto rispetto, no, lì ci vuole la ruspa. Prima di lui in videoconferenza i ministri Urso del Made in Italy e quello delle infrastrutture Salvini, che di fronte alla platea degli ingegneri ha ribadito il cronoprogramma sul ponte. Inizio cantiere estate 2024, primo treno nel 2032. Eccezionale intervento maxillofacciale all'ospedale San Marco di Catania, grazie al quale una ragazza di 16 anni, la vedete alle spalle, no? Non aveva mai potuto aprire la bocca a causa della sindrome genetica di Nager, tra le più rare al mondo. Adesso potrà cominciare a parlare e a mangiare regolarmente. Si tratta del primo intervento in Sicilia, eseguito mirabilmente da un'equipe medica nata dalla collaborazione tra Nord e Sud, con i chirurghi più esperti in Italia, in particolare Alberto Bianchi, professore di chirurgia maxillofacciale al Policlinico San Marco, e Massimo Robioni, direttore della clinica maxillofacciale dell'ospedale universitario di Udine. Verde pubblico a Catania, gioia e dolori per i cittadini. Da un lato si riconsegna alla città il riqualificato Parco Madre Teresa di Calcutta, dall'altro si registra la parabola discendente di Villa Bellini, sempre oggetto di lavori e ancora nel degrado. Incombe anche il rischio alberi. Tonino De Mana. Degrado e riqualificazione, riqualificazione e degrado. È sempre il verde pubblico l'osservato speciale, anche se a volte è la gradazione del verde stesso a fare la differenza. E mentre il sindaco Trantino, accompagnato dagli assessori Parisi e Tomarchio, riconsegnava alla città il parco Madre Teresa di Calcutta, alla presenza di molti residenti cittadini, altri cittadini, questa volta di passaggio, segnalavano lo stato di abbandono di Villa Bellini, tra l'altro oggetto di lavori che dovevano essere consegnati il 31 maggio scorso.
Ed invece ci sono ancora gli operai, ma anche le fontane a secco distrutte dai vandali e questa struttura fatiscente che viene adibita a bagno pubblico o in privé per incontri occasionali. Nel frattempo il polmone verde di Catania somiglia ad un enorme cespuglio che nasconde rifiuti di ogni tipo, in bella mostra piatti e pasta, con i bocchettoni del servizio antincendio circondati dalla vegetazione che a sua volta ricopre quasi il volto di Vincenzo Bellini. Sembra quasi nascondersi il cigno catanese davanti ad un simile degrado. E poi c'è il rischio alberi, alcuni pericolanti e fluttuanti, sulle teste di tutti. Bisogna stare attenti perché c'è qualche albero che magari sembra un po' pericolante, quindi non è proprio molto rilassante. Bisogna guardarsi un po' attorno. Se tutto va bene, se non c'è vento si sta tranquilli, se c'è vento pericolo c'è. Il sindaco Trantino prende atto della situazione. Su questo abbiamo già programmato, credo che ci sia un intervento di un paio di milioni di euro, non vorrei dire una di 2 milioni di euro proprio su Villa Bellini per mettere in sicurezza e nello stesso tempo per risistemare e riqualificare alcune aree a verde. Il volto del primo cittadino cambia espressione quando, con una punta d'orgoglio, consegna il parco Madre Teresa di Calcutta. È semplicemente un ulteriore passo perché mi auguro che siano tanti altri, visto che già sono 15 gli interventi programmati come questi, le inaugurazioni che faremo dello stesso genere nell'ambito di una progressiva trasformazione della città che in effetti ci consenta di raggiungere quell'obiettivo Catania 2030 che tutti auspichiamo come meta per un traguardo che faccia essere i nostri figli orgogliosi della loro identità catanese. Complimenti per il Parco Madre Teresa, certamente è venuto il momento di un intervento serio di riqualificazione e ripulitura di Villa Bellini, non c'è il minimo dubbio. La Mezzarona è in stato di abbandono, siamo dimenticati, è il grido d'allarme che lancia il parroco del popoloso rione di Siracusa, strade sporche, al buio, poco sicure. Francesco Aloi. Secondo lei il quartiere è abbandonato? Sì, abbastanza abbandonato, di sporcizia, di tope. Cosa c'è che non va? Tutto. Non va tutto, perché i palazzi non stanno bene in un conto. Chi abita la Mazzarona risponde così. Il parroco del difficile rione di Siracusa sui social lancia un allarme. Il quartiere è abbandonato, tutto il mondo progredisce, la Mazzarona no, scrive. Siamo fermi, perché qua siamo dimenticati, perché siamo una periferia abbandonata. È come se noi non esistessimo, insomma. Per padre Antonio, i 20.000 residenti del quartiere sono considerati cittadini di seconda categoria. Questo edificio in via Algeri fino a qualche anno fa ospitava una scuola, poi trasferita ad 1 chilometro da qui. Oggi si presenta così. I carabinieri hanno aperto un punto denunce, un significato importante in un quartiere dove spesso regna l'illegalità, ma questo per il parroco non basta. Io chiedo sempre i controlli, perché i controlli non servono per sopprimere, i controlli servono per educare. La notte non solo, alcune strade si trasformano in circuito, le impennate, in molti vanno in moto senza casco, in 3 o 4 sullo stesso scooter. Alcune strade sono totalmente al buio. Questa è via Foti che porta alla parrocchia. Ci sono lampadine che da anni non accendono. Per quale motivo? Perché nessuno controlla. Non basta mai qualcuno che toglie l'erba dalle strade e poi è diventato ricettacolo di immondizie, perché qui fanno la raccolta delle immondizie. Serve più attenzione per la Mazzarona, ripete più volte il parroco, che usa parole forti contro la politica. Vengono qui solo per la campagna elettorale, dice. Facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la schiacciante vittoria del Palermo a Venezia e le ultime sul Catania e Messina. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Palermo riscatta la sconfitta casalinga con il Cosenza e torna vittorioso da Venezia, tripletta di Brunori e Rosanero che fanno festa. Marco Gullà.
Presa, il Venezia attacca, il Palermo si difende, poi Ampalo sfiora il raddoppio. Allora dopo un miracolo di Joronen, ancora Brunori fa centro, senza incidere, così ancora Brunori se ne veneziano. 3-1 e 3 punti d'oro per i siciliani. I ragazzi si sono preparati bene a questa partita, avevamo già fatto una grande prestazione col Cosenza che meritava un risultato diverso, ero anch'io curioso di vedere come avremmo reagito alla sconfitta e la prestazione è stata una prestazione importante, gagliarda, con coraggio, con personalità, siamo stati aggressivi, siamo sempre riusciti a ripartire e quando avevamo la palla facevamo le nostre cose. Comunque sono orgoglioso della prestazione dei ragazzi. Palermo al momento secondo in classifica in attesa delle altre sfide di B in programma stasera. In Serie C, Catania e Messina si preparano alla prossima giornata di campionato. I rossazzurri di Scena a Caserta devono riscattare la sconfitta con il Foggia, mentre i peloritani riceveranno l'Avellino con l'obiettivo di centrare la prima vittoria stagionale. Occorre far tornare i conti. Al Catania serve di più in termini di gioco, concretezza e personalità. A dirlo è stata la partita col Foggia, adesso i rossazzurri dovranno riscattarsi in una trasferta insidiosa e per nulla agevole, quella di Caserta. Una gara da affrontare nel modo giusto in termini di intensità e aggressività, quelle che non sono mancate per larghi tratti della sfida di lunedì, ma che devono essere costanti. Per questo sarà importante l'approccio. Sappiamo che è un campo ostico, sappiamo pure che davanti hanno degli ottimi giocatori, però noi dobbiamo dare di tutto e sicuramente daremo tutto per portare a casa una vittoria. La Casertana arriverà al match contro il Catania reduce dal pareggio di Potenza, ma soprattutto con 90 minuti in più nelle gambe in questa settimana, visto che stasera recupera la partita della prima giornata di campionato contro il Monopoli, rinviata dopo il ripescaggio avvenuto ufficialmente solo a fine agosto. Sinora la squadra cangelosi ha pareggiato le 3 gare disputate, compresa quella con la capolista Juve Stabia, mostrando una buona qualità della rosa, arricchita dagli ex rossazzurri Curcio e Calapai. Il Messina si prepara ad un autentico tour de force nel mese di ottobre, 8 gare in 29 giorni. Si comincia domenica contro l'Avellino, quindi la gara di Coppa a Catania, ancora Sorrento, Casertano e Giuliano, gare ogni 3 giorni che diranno tanto sulle ambizioni della squadra imodica che domani a Santa Lucia del Mela disputerà un amichevole contro l'Igea Virtus. Per il Catania piove sul bagnato, oltre alla sconfitta casalinga con il Foggia, la squadra etnea ha perso per infortunio il portiere Livieri. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto l'estremo difensore ha evidenziato una lesione muscolare. Le condizioni di Livieri saranno valutate nelle prossime settimane. In bocca al lupo, noi ci fermiamo qui, ci rivediamo alle 20. Buon pomeriggio.